Amici di Dipingi la pace, buona domenica con i discepoli di Emmons. In un lampo di luce, in questa valle, di alberi chiomati di nebbia, medito la solitudine e aspiro dove sei incantata tu. Se nel tuo paradiso non mi fai trovare mia madre, tieniti pure il tuo paradiso solo per te. Io voglio stare come dove sei tu, tra gli alberi ora chiamati di sole, e gli occhi beati vederti, sarò tra le tue braccia a respirare il tuo respiro eterno. In un lampo di occhi vedrò il tuo ardente amore per me. E tu sarai madre e io tuo figlio, a goderti nel silenzio il tuo tacere di madre. Noi saremo eterni nel respiro dell'universo, circondati dall'aurora che sorge sempre. Sono i discepoli di Emos in questa novità della risurrezione. Come credere alla risurrezione? È un fatto personale, è un fatto di cuore. Sono i discepoli di Emos a suggerirmi che Cristo, nello spezzare il pane, lo riconoscono risorto. I discepoli sono tutti e due scoraggiati e avviliti. Anche noi abbiamo fiducia in uno sconosciuto. Anche noi non abbiamo fiducia in uno sconosciuto. Abbiamo paura di questo sconosciuto, lo allontaniamo da noi. I discepoli hanno gli occhi, non vedono in questo uomo la speranza. Questo uomo spalanca loro gli occhi e cominciano a vedere la parola di uno sconosciuto. Quella è la parola di uno sconosciuto. Non la cercavamo nelle grandi discussioni, nei grandi boati di persone intelligenti. Sono la parola di uno sconosciuto, ti incanta di Cristo. Sono incantati da come spiega loro le scritture. Aperto, chiaro e sorrentoso, risorge nei loro occhi risorto. Da un mercenario di strada arriva la notizia che tutti aspettavamo. Lo sconosciuto è stanco, fa finta di essere stanco, fa finta di andare ormai è sera e risorge nel cuore e va lontano. Lo invitano, lo fermano a restare ancora con loro. Resta con noi, Signore. Si fa sera. Arriva il pane. Lo sconosciuto lo prende in mano, dà la benedizione e ahimè scompare. La vita riprende nel silenzio, nel cuore, e nel cuore risorto, e nel nostro cuore risorto. I discepoli hanno dato la via della risurrezione. I discepoli con lo sconosciuto aprono il cuore alla vera risurrezione. Possiamo fare anche noi questa esperienza nel cuore, non nella liturgia solenne, nel cuore di un Dio che vuole entrare dentro di te. Amici di Dipinge la pace, buona domenica.